Amici bellini, buon Ferragosto. Per il giorno di festa utilizzo il microfonino, ma lo appendo al microfonone in modo tale che abbiamo le mani libere per parlare di tutte le cose. Dovrebbe funzionare. Speriamo bene, perché questa è la mia unica chance di fare questo video, di farvi gli auguri. Spero che stiate, insomma, facendo delle buone vacanze o se state lavorando. Io per esempio devo andare, vedi? Devo andare con la band. E volevo aggiornarvi perché magari uno non tiene il tempo di stare tutto il tempo su X come io, come me, e ci sono state un po' di sviluppi tra tutte le voci che sono uscite ieri. Longari ha confermato che la situazione Martinelli era vera, l'ha fatto, insomma, noi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo fidare, però ha anche aggiunto dei dettagli, cioè che è stato proposto dalla gente e quindi c'è stata la chiacchiera, ma non è che il Napoli è andato. E volevo chiarire un po' di cose, includendo Gabriel Jesus, Badiashile e tutta una serie di cose. Quindi, se siete nuovi, siete capitati su questo canale il 15 di agosto, benvenuti, io sono Valerio Fluido e mi piace parlare del Napoli, mi piace parlare un po' di tutte le squadre, ma sul resto delle squadre ne parleremo durante tutto l'anno su Calcio Fluido, l'altro canale, dove ci occuperemo anche del cantafalcio. Ma parliamo delle cose nostre perché manca pochissimo all'inizio del campionato e dobbiamo capire il Napoli con quale squadra affronterà questa stagione. Allora, le prime notizie che bisogna confermare sono che per Marcinelli, io lo chiamo sempre Marcinelli, come fa Falcinelli, pare tutto molto raffreddato, cioè è durata pochissima quell'illusione ottica di un Napoli che improvvisamente prende Martinelli, prende pure Gabriel Jesus, eccetera, eccetera, confermata da Gianluigi Longari su X. Però lui ha detto anche questo agente italiano, quindi un intermediario dell'agente, perché poi Martinelli è un'agenzia grossa, tra l'altro hanno anche Vinicius Junior per capirci. Dice l'ha proposto e quindi così dice insieme ad un altro attaccante della Premier League, non specifica quale. Possiamo immaginare noi che si tratti di Gabriel Jesus, e ci sono state un po' di voci insistenti sulle cifre. Si è parlato di 17 milioni di pound per il cartellino di Gabriel Jesus. Poi bisogna vedere a livello di ingaggio, ma credo che sarebbe una cosa simile Lukaku. E quindi ovviamente devi pensare, se arriva lui, di liberare almeno un Luka, perché non è che puoi tenerteli tutti. E noi lo sappiamo il discorso delle liste. Deve uscire Lang, deve uscire Luka. Dobbiamo capire il Badiashile il posto di chi prenderà. E potrebbe essere Mazzocchi, potrebbe essere Neres. E attenzione anche ai portieri, perché c'è un intreccio che riguarda anche i portieri. Quindi se Gabriel Jesus pare un po' più sì che no, Martinelli mi sento di dire un po' più no che sì. E per quanto riguarda Badiashile, voci contrastanti, più boh che no che sì, nel senso che la narrazione è De Laurentiis non ha ancora dato l'ok. È una cosa un po' strana, perché De Laurentiis negli ultimi tempi non è che ha messo bocca sugli acquisti. Si è parlato proprio oggi anche di un rinnovo per Manna, quindi là devi lasciar fare. Manna ovviamente si deve confrontare con l'allenatore di volta in volta, ma che De Laurentiis metta voce anche su un'operazione in prestito col diritto, che è quella di Badiashile, devi spendere 3 milioni per il prestito, mi sembra strano, mi sembra una notizia uscita un pochino così, anche perché un po' tutto l'ambiente dei tifosi non è convintissimo per i problemi fisici che ha avuto Badiashile. Quindi De Laurentiis, e viene da rispondere: bravo papà, bravo presidente, non sei convinto, fallo saltare e ci andiamo a prendere qualcun altro. Chi? Non lo so, però, perché stiamo veramente agli sgoccioli. Nel frattempo, quando uscivano queste notizie contrastanti, riportate anche da Sky, che dice non è ancora fatta, occhio, attenzione, aspettiamo, l'ultimo a parlare è stato Romano, che ha detto no, a me risulta che siamo agli sgoccioli, tra oggi, domani, insomma, si dovrebbe chiudere tutto e non c'è problema. Quindi il più sì, visto che è arrivato anche l'Here We Go, è Badiashile. A seguire Gabriel Jesus, che però richiede tutte quelle uscite. Marcinelli, penso che possiamo per ora almeno, perlomeno, toglierci il pensiero
La notizia che era uscita e che si ricollega, tu riesco a fare un collegamento pazzesco su tutte le cose. Seguitemi, lasciate il like in questo momento, lasciatelo là. Qua, no, sotto c'è il like che diventa il palloncino. Mentre si diceva Badiashile salta, il Napoli potrebbe ritornare su un altro dei nomi. Su questo canale non ne abbiamo parlato proprio perché non conosco il giocatore, avrei dovuto studiarlo e le voci non erano molto insistenti. Aguerd, difensore del Marsiglia, che improvvisamente Napoli beffato, secondo me, non lo so se ci avevamo pensato veramente, verso il Real Sociedad. Visite mediche saltate, cioè ha fatto le visite mediche, non le ha passate. Quindi che poi il Napoli faccia saltare Badiashile perché non convince e si rituffi su un giocatore che non ha passato le visite mediche, mi sembrerebbe un capolavoro di coerenza, perché tutto stiamo vedendo, con tutte le possibilità di mercato, sono tutti giocatori fragili fisicamente, mentalmente, fragili fisicamente. Visite mediche saltate, Ceballos, perché a quanto pare il Celta, che doveva andare a prendere poi Ceballos, sono saltate le visite anche là. E quindi lì, avete presente quella frase, ci siamo scansati il fosso, che io ritengo sempre una frase priva di attitudine, di attendibilità, nel senso, che ne sai se per esempio un Ondoie invece di andare in Premier League fosse venuto a Napoli, che ne sai che riuscita ti avrebbe fatto? Non lo puoi mai sapere, quindi che ne sai, è un fosso scansato. Però per quanto riguarda i giocatori che poi hanno delle difficoltà, leggasi Khalili, no? Che ha avuto, che non le ha passate con l'Inter, allora ti sei scarzato un fosso di grandi manovre che poi non potevano andare a buon fine. Legacy Aguerd, chissà se Badiashile può rientrare in questi discorsi, e Ceballos è un altro che il Napoli aveva individuato e che forse non è integro, e ce lo siamo sempre detti, grande dribbling, un giocatore interessante che ti può anche infiammare la piazza, ma se sono più infortuni che dribbling evita, e ci sono molti giocatori che puoi andare a prendere. Quindi vedi come saltano anche quelli che sembrano degli here we go, e ci ricolleghiamo al discorso dei portieri, perché un altro here we go che era fatto, che era Suzuki al Paris Saint-Germain, salta per questioni di commissione. Qua voglio fare anche un discorso. E questo discorso qua del salto, che Suzuki ci hanno detto poteva andare al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain avrebbe potuto girarlo in prestito alla Juventus, ricoinvolge l'Aston Villa. Una volta che è saltato Suzuki al PSG, l'Aston Villa si rifionda, il che potrebbe portare la Juventus a rifiondarsi sul Dibu Martinez, il che potrebbe liberare di nuovo Vicario, perché la Juve cerca un portiere a tutti i costi, e a quel punto il Napoli, se ha bisogno di liberare un posto, no, ma Vicario non ti libera niente, però aveva senso se poi ti andavi a prendere un portiere under. Infatti è uscita pure una mezza fake che non era stata riportata bene. Il Napoli si fionda su Suzuki. No, è l'Aston Villa che si rifonda, rifondare tutta la squadra. Il fatto di Suzuki mi fa dire una cosa sul PSG, che pure avendo fondi illimitati praticamente, che possono spendere e espandere, vendono anche bene, che poi ci ricolleghiamo al discorso di Ramos che ha segnato oggi, facciamo la chiusura sulle amichevoli. Però se poi le commissioni, i vari intermediari ti chiedono la luna e si mettono di traverso e cercano di bloccarti le cose perché non vogliono più soldi, i soldi che escono dal calcio e non rientrano dal calcio, mi fa piacere che una squadra come il PSG, che potrebbe spendere senza problemi, dice no, a queste condizioni non ci sto, te lo tieni il portiere e andiamo a cercare qualche altro. Tra l'altro Sofanov gioca perché pensano al futuro, perché tutta la squadra del PSG adesso si sta riempendo di giocatori di 19-20 anni, hanno già la squadra per i prossimi 20 anni, e quindi è qualcosa di straordinario a livello proprio di programmazione, e mi fa piacere che anche una squadra grossa dica no, a queste condizioni non ci siamo. In chiusura, visto che abbiamo accennato a Gonzalo Ramos, c'è stata un'amichevole del Milan contro lo United, quindi l'ex squadra di Amorim, dove il Milan sblocca subito, è Maguire che sblocca subito approfittando di un errore,
e subito su X andiamo, retrocediamo, non siamo buoni, il Milan ha grandi problemi, eccetera eccetera. Finisce 4-2 con i tifosi del Milan che invece si esaltano e dicono e questa è la squadra senza Magnan, che ancora deve tornare, lo stesso Rabiot, e devono sistemare ancora delle cose, però questa squadra, vinciamo lo scudetto. E quindi vedete come nel giro di pochi secondi può cambiare la percezione di una squadra. Vincono 4-2 con gol di Chukwueze, di Cissé, il giovane Cissé che è partito titolare, Ramos e Loftus-Cheek nel finale. Nel frattempo c'era anche, penso che adesso stia finendo, non posso controllare, Borussia Dortmund e Roma che erano sul 2-2. Segnaliamo gol di Dybala e di Cristante, e penso 2 minuti fa è cominciata anche un'amichevole dell'Inter, e su queste amichevoli noi costruiremo quella che sarà la nostra strategia per il Fanta, perché dobbiamo capire bene almeno chi sono i titolari, perché non è chiaro. Ad oggi le gerarchie in Serie A dipenderanno molto dagli infortuni. Allora voglio portarvi un approfondimento degli infortuni di ogni squadra, perché tu dici vabbè, De Ketelare me lo vado a prendere, Anor è interessante per l'Atalanta, sono infortunati, quindi cambia moltissimo la gerarchia all'inizio, poi uno la aggiusta la squadra con gli scambi, con il mercato di riparazione, ma dobbiamo partire bene è importante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado a lavorare, buon Ferragosto a tutti e grazie per la pazienza, per il supporto e tutte le cose.